partecipaci. Tomasi, scelta sono ben no. A questo pensi tu, a tu pelato, a c'è, a corruzione, a tu pelato, pensa, ti andiamo cucina che canto è servito. Se non mi portate dentro a letto non mi sosa. No, tu ti sosi perché sennò devi andare a dormire all'ospedale. Alzati. A voi. Io non capisco che fai sto prosetto. Una casa inguaiata, una casa nuova, non viene neanche bene. Lo dice lui che non viene neanche bene. A me non mi piace. Questo lo dici perché vuoi fare il giovanetto modello, che non ti piace il presepe. Il presepe che è una cosa così commovente, che piace a tutti quanti. A me non mi piace e basta, ma guardate un poco, mi deve piacere per forza. Susata, hai capito? Susata! Quello mo si alza. Susata, mamma, susata. A tu belare. Non venga con la faccia, maestro. Belle mamma. Io te l'avevo tanto bene e ti provare un bello zuppone. Vieni da qua. O tu puoi sarà vieni da cucina che canto è che servito. È una serva tua madre, né? È una serva? Tua madre non serve. Bravo! Bravo! Bravo!
Ha detto che dopo l'affronto che tu, poi pigliare poco e poi sarroti. Lucari è permesso? Tras, Vascali, tras. Buongiorno, buongiorno. Come ti sei? Meglio, un poco debole. Ma pensavo che passavo Natale in dubbio. Oh, ti devi fare una bella passeggiata. Infatti voglio uscire. Arrivo fino al bancolotto e trovo. Donna Concetta, non ho potuto trovare le mie scarpe. E beh, pulita da me. No, non le voglio da voi. Me sono state 7 giorni a letto con la febbre, dopo andare se le avete viste. Ma tu quando ti coricasti? Dove le metti? Allora le valenze, Lucari, sotto il letto. E vedete bene che là stanno. No, le scarpe sono sparite. Non ci stanno. Domandate a Nannillo. Non ha cominciato, io non ero proprio il tipo che mi vendeva le scarpe sue. Basta! Stavo rudesca! È ladro matricolato! Non mi hanno venuto niente. Non dire bugie! Confess! Non mi piace lo presepe. Ma venimmo, in questa casa, di cosa succede? Sapete con me? Avevamo cominciato a prima mattina. A tutta Suso, hai capito? Suso! Per la galera, l'hai cresciuto per la galera! E io come esco? Io sono 7 giorni a letto con la febbre e quella si vende le scarpe mie. Basta, fammi piacere, trovati una camera mobiliare! Ma trovo. Ve lo tolgo il disturbo. Ma perché non lo chiudete? Ma perché non finiate? Questo è un delinquente. Perché sei venuto le scarpe mie? Perché? Perché? Io ho ragione. Come? Tu devi le scarpe hai ragione. Sì, ho ragione. Ne perché mi credevo che Gio Pasquale non si alzava più. Ma lo sentite? Doveva morire. Io Pasqualino doveva morire? Sì, dovevo morire. Il medico quando viene parlo chiaro. Ha parlato chiaro. Cosa mi nascondete? Il medico disse che c'era pericolo. Uè, ma quando è venuto pure l'apporto. Lucari è così. Io sono venuto pure a cappotto. O cappotto in cielo. Oh, cappotto, c'era. Il che vuole pelliccia. Il con le pellicce. Il che fa della scozzese. Basta, tu non ti dico quelle! E non lasci. Basta, fammi piacere, trovati una camera mobile! Ma trovo. Ve lo tolgo il disturbo. Quello si vende roba mia, prima che muore. Aspetta che muore, poi te la vedo. Ma con quale autorità? Lui chi è? La roba la aspetta a me! Ma si può sapere se la devi vendere la roba mia? Mettetevi d'accordo. Quando poi la gente dice, beato voi che vivete con vostro fratello, vi accudiscono, vi vogliono bene. Adesso ne sapete quanti vizi con coppa panza mangiare la mattina sera. Io odio contrastare mio fratello perché si esce all'imbazzare! Pasqua, tu sei l'eterno scontento! Io sto scudendo. Lo diceva pure la buonanima di nostro padre. Se hai avuto una fortuna a stare con i parenti, pare che hanno ragione. Parliamo chiaro. E parliamo chiaro. Tu paghi 5 lire. A darti caffè a mattina, a cena, a colazione, una voglia di vestire, lava, cosa? Mo che il ragazzino ha scherzato. Ha scherzato, ha scherzato. E che già fa la giacina, armatevi la mano! Scusate tanto se il ragazzino si è permesso di manomettere il guardaroba di vostro eccellente. No, scusate voi se mi sono preso l'ardine di chiedere dove stavano le tue scarpe. Io vi chiedo scusa! Io vi chiedo perdono. Io mi ginocchio i vostri piedi! Mi metto con la faccia per testa. State pure, don Pascalì! Statevi bene. I parenti, che belli parenti. Tenga parenti, tenga parenti.